a dire. Ha buttato il fiasco. No, mettilo giù. C'è Marco, mi guarda con degli occhi, il fratello di Vanna. Il fratello di Vanna che mi sta guardando con degli occhi stranissimi. Tuo fratello, boh, non lo capisco. Intervistiamo a Marco. Signor Pava, come mai qui sugli spalti? Come mai? Lei dovrebbe essere in panchina. No, meglio stare qui per calmare le acque di questi giovanutti che sono troppo caldi, ha detto il signor Pava, questa gente. Ricordiamo che i tifosi del Tonara sono venuti proprio numerosissimi. Vogliamo intervistare il signor Pava come mezzo tifoso. Non si è visto tutto ciò, ma il vantaggio dell'Arezzo è meritato. Meritatissimo. Certo. Dice meritatissimo il vantaggio. Allora, vediamo qui sotto le nostre postazioni un tifoso, giocatore, ex giocatore dell'Arezzo, Pava Paolo, che doveva essere qui con noi, che doveva essere qui con noi per fare questa telecronaca, ma ci ha tradito, è andato con Videolina. Noi ricordiamo siamo Rai 1, è andato con Videolina. Allora signor Pava, cosa ne pensa di questa partita? Non posso dire che noi ci ha avuto male. Allora diciamo che questa partita è attesissima da questo foltissimo pubblico che raramente si vede in una partita giocata a questi livelli. Diciamo che per ora l'Arezzo merita il vantaggio acquisito con uno splendido gol di Cordeddu, e c'è da ricordare anche ancora un gol validamente, questa è un'impressione che io sto dando, valido di Cordeddu, che l'arbitro ha annullato, non sappiamo per quale motivo. Speriamo che tutto prosegua nei migliori dei modi. Ringraziamo questa cornice di pubblico che, ripeto, raramente si vede in campi a questo livello. Grazie. Ciao. Se ne va. Tranquillo. Siamo in questo momento i tifosi del Tonara, visto che abbiamo intervistato i tifosi dell'Arezzo, tifosi del Tonara. Cominciamo da un ultras che c'era anche questa partita. Bella, stanno giocando tutte e due le squadre. Il Tonara ha avuto la sfortuna di subire un gol. Può darsi che si rifaccia adesso il Tonara. Speriamo che vada tutto bene per il Tonara. Allora, ancora qualche altro? Mammeli, vediamo di intervistare Mammeli. Questa partita cosa le sembra? riusciremo a riequilibrare il risultato. Vi faremo 5-1. 5-1. Ha ragione lui, basta. Signor Vinca il migliore. bellissima questa qui. Lei ha qualcosa da Tonara. al Tonara, anche cosa qui è giusto. C'è qualche altra cosa da dire? Dai, sono sicuro che vinceremo. Bellissima anche questa. Tu hai una cosa? Sicuramente il Tonara è superiore, l'ha dimostrato, solo un autogol sfortunatissimo ha permesso all'Arezzo di passare in vantaggio, vinceremo. Comunque diciamo che è una bella partita, anche se per il momento nessuno nervosismo in campo è sicurissimo. Un po', ma È una partita diciamo al centrocampo. Poi È una partita un po' nervosa, comunque qualcuno dell'Arezzo a questo punto dovrebbe essere anche espulso, penso. Comunque riusciremo senz'altro a darvi una bella batosta, ve lo meritate. vabbè, grazie, auguri al Tonara allora, ciao. Siete qua.
calcio da Tonara e Arezzo, tra Arezzo e Tonara veramente. Ricordiamo il risultato 1-0 per l'Arezzo con rete di Cordeddu ma aiutato da un difensore del Tonara, quindi un'autorrette su tiro di Cordeddu di De Melas. Un partito in questo momento con l'Arezzo all'attacco, manca ma Sau rinvia, conquista il pallone al centro, Murru che lancia subito in mezzo alla mischia, ancora De Melas di testa, ma manca, riesce a prendere questo pallone, Lai al centro ma l'arbitro fischia, manca commesso fallo su Piras, punizione per il Tonara. I tifosi a comprare, eccoli qui, Mereu sopra la barriera che fa casino. Che vediamo i dirigenti del Tonara con il medico sono entrati in campo per soccorrere Piras ancora a terra. Intervento falloso di Manca che in questo momento si scusa con il giocatore. Riparte il Tonara con Succu che non stoppa bene la palla che va a finire in fallo laterale. Murru può battere, ancora per Manca Francesco, contrattato da Sau che commette fallo, punizione per l'Arezzo. Sta per battere la punizione Murru, subito in mezzo Cazzula non riesce ad acchiappare il pallone, ancora Pava, ributta in mezzo Garippa e poi il Tonara può liberare con Floris, ma riprende il pallone Marotto che tira subito in mezzo, troppo forte il tiro, va a finire al lato. Si appresta a battere la rimessa Urru, portiere del Tonara. De Mela sul pallone, lancio lungo al centro dove intercetta Pava, contrastato da Succu. Pava per Cazzula, scambio fra i due, alla meglio Pava, ancora Cazzula ma Floris può liberare per Peddes. Peddes da Tatti scambia veloce con Peddes che da Succu, contrastato da Marotto, tenta il tiro Succu debole e Manca può prendere benissimamente. Il rinvio di Manca al centro per Cordeddu, intercettato da Garippa, un'azione fallosa di Garippa su Cordeddu e ancora Cordeddu che cerca di liberarsi, Garippa non ci riesce, ancora Garippa per Succu di tacco cerca di smarcare palla, non ci riesce perché Marotto le ruba il pallone, ma ancora Floris al centro recupera un pallone per il Tonara, Caocci di testa butta fuori, Cordeddu perde ancora una volta il pallone su Pala e Pava, alla meglio Pava, ma Garippa ancora una volta lo contrasta bene, ancora Cordeddu cerca il dribbling Cordeddu, punizione Pala, battibecco Pala Cordeddu, nervosismo in campo, è vero, sta diventando dura la partita, i giocatori sono nervosi, vediamo che c'è stato un cambio di marcature, Garippa su Cordeddu, sempre sopra, ancora Manca e Sau, duello al limite dell'area, alla meglio il Tonara che libera ma Scramuncin recupera, poi Murru che ributta subito in mezzo, ancora Sau di testa, riesce a smarcare Loggias che dà Peddes e Succu ancora sulla destra, contrastato da Murru e Scramuncin, alla meglio Succu per Peddes, Floris, ancora Floris che dà per Succu, Scramuncin sopra, lo contrasta bene, ma ancora Succu il pallone, finta di Loggias, Murru può intervenire e lanciare per Cordeddu subito di prima per Manca, svarione di Sau, Manca da solo rete di Manca Francesco su uno svarione di Sau, 2-0 per l'Arezzo, ecco Manca che viene sotto in pubblico, bellissima la rete, stupenda, Manca ha approfittato di uno svarione di Sau e riesce a saccare alle spalle di Urru. Vediamo i giocatori dell'Arezzo che si stanno abbracciando, ma il Tonara sono distrutti, Pira si è buttato a terra,
bellissima azione, Manca porta a 2 le reti dell'Arizzo, 2-0, bellissima la rete di Manca. L'Arizzo può amministrare la partita in questo momento, il Tonara è disorientato, ancora Lai che recupera bene sul rinvio di Piras, ma il pallone va a finire sulle mani di Urru. Ancora il Tonara che cerca di impostare, lancio lungo di Urrus, Cordeddu, ricordiamo che Cordeddu ha fatto un bellissimo passaggio che ha permesso all'Arizzo di portare a 2 le reti. Cercato di saltare Sau di testa, non c'è riuscito e Manca ne ha approfittato ed ha insaccato benissimo sull'uscita di Urru. Vediamo che c'è nebbia, no, non è nebbia, sono gli ultras dell'Arizzo. Stanno impazzendo di gioia per questa rete segnata da Manca. Vediamo, i tifosi dell'Arizzo buttano di tutto in campo, fumogeni, bianco-verdi, a ringraziare la squadra. Ricordiamo che è un derby questo qui, è un derby. E il Tonara ancora si porta in avanti con Tatti, tiro di Tatti, respinto da Scaramoncini, bellissima l'azione del Tonara. Ancora Garippa a centrocampo. Ricordiamo che questo qui è il derby della Barbagia che vede il Tonara, diciamo la verità, un po' perché il Tonara è troppo presuntuoso, un po' perché gli arizzesi sono troppo orgogliosi. Quindi c'è questa gelosia che divide questi due paesi, d'altronde molto belli tutti e due. Chissà perché poi non si sa. Forse perché Arizzo ha qualcosina in più di Tonara. Ancora l'Arizzo cerca di liberare bene con Curreli, ancora al centro Garippa, si libera di Caucci ma Scaramuncin può controllare benissimo, ancora sopra Garippa che tenta di contrastare, Scaramuncin ci riesce e costringe quest'ultimo al fallo laterale. Ancora Garippa al limite dell'area, Tatti di testa, bellissimo il colpo di testa di Tatti, viene parato da Manca senza difficoltà. Bellissimo, può ripartire l'Arizzo ancora con Manca, ma vediamo che l'arbitro ha fischiato una punizione a favore dell'Arizzo, forse fuori gioco di Garippa. Ancora Manca può riproporre per Pava sulla destra, lancio lungo a cercare Manca, non arriva il pallone fallo ma l'arbitro non ci avvede, ancora Manca al centro da solo con De Melas, tiro di Manca, respinge bene De Melas in calcio d'angolo. Ricordiamo il pallone non è uscito fuori, forse sono stato tradito da una bandiera che c'è qui in mezzo. Quindi può battere il calcio d'angolo l'Arizzo, ma viene in questo momento ammonito Sau che ha qualcosa da dire all'arbitro. Ha qualcosa da dire all'arbitro Sau. L'Arizzo può battere il calcio d'angolo, il 20° forse, non lo so, ho perso il conto, scherzo naturalmente. Ora i tifosi del Tonara non cantano più, forse sono demoralizzati. Battuto il calcio d'angolo, ancora Pala può prendere il pallone ma non riesce a controllarlo bene, il pallone va a finire in fallo laterale, forse un po' nervoso Pala. Batte Lai per Murru al centro, Murru tenta il tiro direttamente sul fondo. Può battere la rimessa De Melas, ancora al centro, Scaramuncin salta più in alto di Garippa e può rinviare benissimamente Curreli, ancora Piras e Lai, contrasta al centro tra Sau e Manca. Alla meglio Sau che può lanciare Peddes contrastato al centrocampo da Cazzula che non riesce a intercettare Peddes che dà per succo, ancora Peddes per Garippa, lancia in mezzo Tatti controllato da Curreli, Peddes solo, può rinviare benissimamente Murru ma sui piedi di Floris che tenta un tiro sbilenco da 30-40 metri, il pallone va a finire sul fondo. Azione sfumata per il Tonara in questa parte di gioco. Ecco, vediamo che qui allo Stadio del Vento c'è il sole ma
forse sta arrivando l'acqua, sta incominciando a piovere, vediamo ancora un disimpegno di De Melas, sbagliato verso Urru, ne può approfittare Cordedu ma tocca il pallone con le mani, quindi punizione per il Tonara. Alla battuta Urru per Piras, ancora Urru, rilancio lungo, contrastato da Cordedu, a centrocampo può prendere ancora Cazzula per Murru, rinvia benissimo in questa azione i difensori del Tonara. Lai su De Melas si libera bene di Lai, viene in questo momento contrastato Cazzula che prende il pallone con le mani secondo l'arbitro, ma l'abbiamo visto bene, ha preso il pallone con la testa. Battuta già la punizione, ma l'Arezzo può ancora continuare. Ancora Cazzula per Lai, contrastato da Floris, Lai al limite dell'aria, no! Non è possibile, ha cercato di smarcare Cordedu invece di tirare in porta e viene contrastato da Floris. Questo tiro peccato ancora l'Arezzo, poteva tirare benissimamente Lai, non ha voluto tirare, ha lanciato per Cordedu ma benissimamente ha liberato Floris in fallo laterale. Vediamo in questo momento il Tonara, allenatore Floris che attua una sostituzione. Esce il numero 7 Loggias, entra il numero 15 Sau. Spero che sia lui. Già battuto il fallo, Pava, tiro, rete di Pava, 3-0, bellissima la rete, nulla potuto Urru su questo tiro di Pava che si è liberato benissimo di un suo diretto avversario. 3-0, rete di Pava Antonello, bellissima rete. I giocatori del Tonara sono esterrefatti per questa rete di Pava che al limite dell'aria è riuscito a liberarsi di un avversario tirato direttamente in porta e Urru non ha potuto trattenere. 3-0 per l'Arezzo. Non c'è niente da fare. Ecco, vediamo il signor Loi che si sta proprio prima 3-0, no? ma allora quello che dice lei è proprio vero. Certo, io sono un mago, io dico sempre che vince il 3-0 alla Cazzula, tiro di Cazzula, Rao, Cordedu non aggancia, peccato, non fa niente. 4. Alla prossima. Speriamo. Com'è? Lo chiami? Tonino è contentissimo. Cazzula viene intercettato il suo passaggio da Pedes. Cacco, manca, si libera di Sau con un tacchetto, ma il pallone va a finire il fallo laterale. Ancora il Tonara, fallo di Manca su Para. Forse non c'è niente da dire su questa partita. 3-0 per l'Arezzo. Ancora il Tonara con Sau per Succo, contrastato da Marotto. Succo si libera bene, ma quando arriva Caucci il pallone è già perso. Ripropone ancora Cazzula contrastato da Sau, si libera bene, cerca di giocarlo, ci riesce, lancia sulla destra per Manca ancora Floris che lo contrasta, ci riesce bene ma Marotto recupera ancora Marotto che dà per Cazzula, entra Floris e manda il fallo laterale. Bellissima partita, combattutissima. Arezzo 3, Tonara 0. Il Tonara è andato proprio giù dopo la seconda rete ad opera di Manca e poi su questa terza ad opera di Pava. Ancora Scamoncini in mezzo, lungo. Cordedu può fare quello che vuole. Lai può essere una punizione, ma esce bene Urru in presa e può rinviare. Ora è combattutissima questa partita. Caucci, bellissimo il suo rinvio. Ancora Manca, contrasto con Sau, riesce a lanciare Manca, ma il pallone va a finire fuori. Sulla corrente di Lai. Ecco la corrente. Almeno quello fallo.
Antonello, mi manca la voce, non ce la faccio più. No, Inu, dite che una sei Antonello. No, Inu, adesso mi fanno io. Ecco, batte Floris, il fallo laterale per Succu, contrastato da Marotto, ancora fallo per il Tonara, Tatti, Perez, contrastato da Scalmoncini, ancora Succu, si libera bene di Marotto, cerca il cross al centro, troppo debole, Caucci rinvia in fallo laterale. Ecco ancora la battuta a Tatti per Peddes viene messo giù ma riprende ancora Succu e poi Caucci butta in calcio d'angolo, pallone viene preso da un tifoso, ecco il pallone per Tatti butta in mezzo sulla mischia, Peddes non ci riesce, De Melas e ancora Succu tenta una mezza rovesciata, il pallone va a finire alto. Ma che seguiamo il botto? Vabbè, come si Pava? Dice causa uno ora tutto, sì. Riprende ancora la Rizza con Caucci alla battuta, lancio lungo per Lai, stoppa bene all'indietro per Curreli è solo. In questo momento da Scramoncini per Murru sulla sinistra, Murru lancia a lungo per Manca, Massau di testa può colpire bene. Annodino, il 50 su occhi annodino. Massau, vabbè, può darsi. Ancora tornare in avanti con Succu, ma Pava può mettere in fallo laterale, lancio lungo di Succu per Garippa, ancora Caucci in calcio d'angolo. Bellissima questa partita, ricordiamo, di Caucci, sta giocando molto bene questo libero dell'Arizzo, anche una bella partita sta disputando Scramoncini, Curreli, il solito Pava con Murru, insomma tutti i giocatori dell'Arizzo stanno disputando una bella partita. In questo momento il Tonara tutto in attacco, cerca di rimontare questo risultato. Entra in questo momento un altro giocatore del Tonara in campo, butta in mezzo, Pedez di testa, rete, 3-1, calcio d'angolo. Vediamo cosa è successo, non si sa bene cosa è successo, l'arbitro chiama i giocatori del Tonara. Vediamo un po' cosa succede, un piccolo casino. Il Tonara ha segnato in questo momento con Pedez che di testa raccoglieva un pallone crossato al centro da Tatti. 3-1. Noi siamo 3-1. Come? 4-1 faremo lo stesso. Ma che sia però. Si è presa a battere la palla al centro con Lai e Cordello. Speriamo che riesca ad amministrare questo vantaggio di due retti. Scramoncini butta a lungo direttamente per Piras, contrastato da Lai. Piras riesce a buttare un pallone in avanti ma Murru lo ribatte, riprende ancora Pedez che lancia per Garippa, Marotto su Succu e Pava può dare all'indietro per
per Manca, ma sull'uscita di Manca il numero 14 appena entrato dà un calcio al portiere e lo butta giù. Manca ancora a terra, aveva subito sulla sua uscita un calcio da parte di Miceli appena entrato. Partita molto dura, nervosismo in campo. D'altronde il risultato non è che possa agevolare il Tonara. Nelle squadre del Tonara regna un nervosismo, non riusciamo a capire perché. Miceli, si chiama Miceli il nuovo entrato, no? Lui ha tirato. Sull'uscita di Tonio lui è caduto per terra, come era per terra ha dato un calcio a Tonio alle gambe, capito? Non è che, cioè, come è caduto. Si riparte con una punizione per l'Arizzo. Gradinate stracolme. Sul rinvio di Manca, prende Cordeddu, si libera dai due avversari, viene messo giù sia da Sau che da Pala. Coppala che dice cosa a Cordeddu. Pava sta rompendo troppo i coglioni, Pava. Troppo nervoso questo giocatore. La punizione per l'Arizzo. L'arbitro, diciamolo già adesso, l'arbitro non è all'altezza di questo incontro, non sta tenendo in pugno la situazione, troppo nervosismo in campo. Batte Cordeddu sulla sinistra per Lai, che riesce a dare un pallone a Pava, si libera di De Melas ma non di Sau o di Succu. Lancia per Garippa che d'intanto cerca di smarcare Succu, primo, non ci riesce. Lai viene messo giù ancora da Succu. Viene messo giù Lai da Succu sul rinvio di Marotto. Punizione per l'Arizzo. Può battere questa punizione Murru. La punizione su Miceli, si libera di Curreli ma non di Cazzula che può rimettere in fallo laterale. Ancora De Melas alla battuta, Floris, De Melas si sgancia bene sulla sinistra, butta subito in mezzo, Sau di testa, Garippa di testa, fuori di poco ma l'arbitro aveva già fischiato. Una punizione per l'Arizzo. Batte Scramoncini direttamente a Manca. Vediamo che Garippa in questo momento si è portato all'attacco come De Melas e Sau hanno lasciato la difesa per spingersi all'attacco. Peddes contrastato Scramoncini, Scramoncini commette fallo. Battuta subito da Floris la punizione ma l'arbitro ferma il gioco. Palla in movimento. Succu e Marotto, ancora i due in contrasto, la meglio Marotto, fallo laterale. Il Tonara ci riprova ancora, Garippa, rete di Garippa, fallo laterale, 3-2, bellissima battuta, combattuta, bellissima la rete di Garippa, un tiro al volo che lascia esterrefatti i difensori dell'Arizzo. In questo momento il risultato si è portato sul 3-2.
succede casino. Casino in campo e casino sugli spalti. Speriamo che non succeda niente. Speriamo che non succeda proprio niente. Non solo c'è casino sugli spalti, ma c'è casino anche in campo. Vediamo i tifosi si scaldano. In questo momento. Marco! 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 Vediamo, si accendono gli animi, si accendono. È un casino completo, non si capisce un cazzo, non si capisce. Non si capisce un cazzo! Qui non si capisce un cazzo, ragazzi, la volete finire, sì o no? Ah, ma anche lì però! Ah, lì è tutto tranquillo, dai. Sono 11 contro 11, qui siamo molti. Ancora qualcosa da dire, basta! Speriamo che finisca qui. Accendi il microfono! È acceso! Sì. È acceso, che è spento. Tira se deve... Sta succedendo che il risultato è sul 3-2. L'arbitro sta cercando di sedare gli animi dei giocatori. È successo di tutto. È successo proprio di tutto. Tifosi dell'Arezzo e tifosi del Tonale stanno scaldando. Pava butta in mezzo, Murro intercerca. Sono 2 contro 5. Manca, lascia passare il pallone in fallo laterale. E da Perlai che viene contrastato per Piras. Per Piras. Punizione per il Tonara. Punizione per il Tonara. Si appresta la battuta a Piras. Floris lancia lunga per De Melas. Cerca di smarcare Floris, intercetta manca ma perde il pallone ancora Piras. Cramoncini che ribatte, Cordeddu. Succu può rinviare ma Murro intercetta. Ancora manca che cerca di dare il pallone in mezzo per lei, non ci riesce, libero a pala. Peddes, De Melas. Garippa manda il pallone in fallo laterale, non riesce ad agganciare. L'Arezzo cerca di amministrare questo vantaggio che si è portato questa volta a una rete. Ancora manca, contrastato da De Melas. Libera bene manca. Lungo per Lai, ma ancora Piras di testa per Succu. Succu si trova con Marotto, il pallone va a finire fuori, l'arbitro si avvede di questo pallone che è uscito fuori e la rimessa di fallo laterale per l'Arezzo con Cazzula che se la prende con molta calma. Diciamo la verità, questo Arezzo si è lasciato andare forse un pochettino troppo, convinto, aiutato dal vantaggio di 3-0, ma il Tonale è riuscito ad agguantare in questo momento il risultato. Piras manca che non riesce ad agganciare questo pallone, non è possibile, poteva segnare, manca, non ci è riuscito, peccato proprio veramente questa azione, poteva portare a 4 le reti dell'Arezzo ma manca, non è riuscita ad agganciare, un disimpegno di Piras, il risultato è ancora sul 3-2. Sostituzione per l'Arezzo, esce il numero 11 Lai, entra, vediamo Calledda ai bordi del campo, sì, entra proprio il numero 13 Calledda a rafforzare la difesa dell'Arezzo. Curreli lancia bene, ma ancora il Tonale in avanti con Piras
per De Melas che in questo momento gioca come centravanti. Marotto riesce a liberare, ma i giocatori del Tonara recuperano ancora il pallone con De Melas che conquista un calcio d'angolo. De Melas alla battuta, taglia il pallone, bellissimo al centro, passa in mezzo, Cordeddu può prendere il pallone, può seguire la stazione, viene messo giù da Micheli, falloso questo Micheli su Cordeddu, l'arbitro proprio non capisce un cazzo, arrivati a questo punto dobbiamo dirlo, di calcio l'arbitro non ne capisce un cazzo, proprio niente, è negato, è proprio un arbitro cornuto, un Calimero che non sa tenere in mano la situazione, proprio non sa proprio fare niente, è una vergogna che in un campionato di prima categoria si debba ricorrere a certi arbitri, è proprio una vergogna, ma non solo per questa partita, per tutte le altre partite, è una vergogna proprio. Bastardo. Alla da Calledda, lancio lungo per Cordeddu, intercettato da Floris. Ancora Floris su pallone, Pala che può liberare bene per De Melas, Garippa. Riprende ancora il Tonara con Micheli, ma Calledda può recuperare. Calledda che sbatte con Micheli, ma ancora Pala che butta giù Cordeddu. Guardate l'arbitro, fa pena, fa proprio pena. È assurdo che un arbitro si comporti in questo modo, è assurdo, è proprio assurdo. Viene ammonito Pala in questo momento, ma non si tratta di una munizione, non si tratta di niente, si tratta solo di avere arbitri all'altezza di questi incontri. Marco Tammino, aiuto! No, la telecamera Marco, L'arbitro è un bastardo, sta inventando una partita che non si può capire come deve andare. Questo era il signor Lui che ha detto la sua. Batte la punizione. Murru. Cartellino rosso per Peddes. In questo momento Peddes viene espulso dall'arbitro. Non si sa perché. Vediamo un pochettino cosa succede. È casino, i giocatori del Tonara sono tutti contro l'arbitro, ma ormai l'arbitro ha già deciso. Oh! Ha già deciso l'arbitro. Ha portato fuori un cartellino rosso, non si sa se è per Peddes. Sì, è per Peddes, è per Peddes. Peddes minaccia l'arbitro. Vuole andare a parlare, lo vuol picchiare. Non si sa quello che vuol fare. E darà un pugno, no. Come giocatore proprio, perché va fuori. Vediamo un pochettino ancora Battibecchi. Sì, è giocatore. Va fuori senza problemi, anche se ha protestato un pochettino. Ripetiamo, non si sa ancora per quale motivo l'ha buttato fuori. Forse perché era troppo vicino. Stava battendo la punizione Murru, lui era troppo vicino. Murru può battere senza problemi, anche perché non è stato messa alla barriera, ma il Tonara libera benissimo. Ancora Micheli contrastato da Curreli, alla meglio su Micheli e De Melas, ancora su Sau, ancora manca, prende il pallone, Curreli viene messo giù fallosamente da Sau, Curreli a terra. Vediamo cosa dice l'arbitro. È già il 10° fallo di Sau su Curreli e su altri, ma la munizione vuol dire che i falli o li sa fare o l'arbitro non vede proprio niente. Vediamo il risultato, 3-2 per Arezzo. Ricordiamo il vantaggio di Terretti, si è fatto raggiungere dal Tonara prima. Con una rete di De Melas, se non sbaglio, e poi con una bellissima rete di Garippa.
proprio al volo, ha trafitto Manca, non c'era niente da fare per quest'ultimo, anche perché Garizzo è lasciato solo al centro dell'area. Garizzo, ricordiamo, è andato in vantaggio con un autorrente su tiro di Cordetto, respinto da De Melas alle spalle del primo portiere. Aver raddoppiato con Manca, Francesco che aveva saputo approfittare di un errore di Saul e poi aveva portato le reti a 3 con una bellissima rete di Pava.